l'obiettivo di essere presente alle manifestazioni che si svolgono nei comuni di nostra competenza. Le nostre mansioni sono quelle di osservatori e segnalatori alle autorità costituite, con la speranza che la nostra presenza possa essere anche una forma di deterrente. La nostra presenza è in prevalenza nel comune di Novi, con 1650 ore in attivo: Basaluzzo, Bosio, Serravalle, Cassano e naturalmente in tutti quei comuni di nostra competenza che fanno richiesta del nostro operato. Purtroppo i soci operativi sono in numero limitato per una scelta oculata dei soci. La nostra sede iscrive soci simpatizzanti che hanno la volontà e il desiderio di fare volontariato per la cittadinanza. Un particolare ringraziamento va al nostro presidente questa è una battuta che non se lo aspettava, per l'impegno e il sacrificio che ha riportato la nostra sede ad essere nuovamente operativa. A nome di tutti i soci, un sentito ringraziamento al nostro comune per l'assegnazione della nostra bella sede, a tutte le autorità militari e civili che sono qui presenti. Questa realtà associativa in Novi è molto produttiva nella comunità novese e perciò dà lustro e un valore aggiunto sicuramente alla cittadinanza di questa città. Ho riscontrato effettivamente che il presidente Pagliozzi è veramente attivo, segue i soci e veramente può dare una spinta in più per il prossimo futuro a questa associazione. Vi ringrazio tutte le autorità che avete partecipato a questa sera e vi auguro buon Natale e buon Natale. Grazie. Finisco le parole del Presidente provinciale. Complimenti sempre per le iniziative che comunque fanno in qualche modo, ti distinguono, fanno onore ancora alla divisa dell'arma dei Carabinieri. Questo contributo importante, il Comune ne ha bisogno, ne ha avuto bisogno, insomma, e avete sempre fatto con compostezza, dignità, insomma, e presenza soprattutto, quindi fornendo comunque la disponibilità per quello che potete. Io sono sempre contenta di vedere che comunque molti di voi hanno già stato divisa, qualcuno è un simpatizzante, lo fa con tanto piacere, insomma, con orgoglio, e quindi si vede che ci tiene, questa è una cosa che ci fa piacere. Congratulazioni, insomma, e buone feste a tutti per l'occasione invitate, ovviamente anche al sindaco in prima persona, che ringrazio anche per appunto il contributo che date per l'ANC e a livello di sistemazione logistica, insomma, che non è poco. Ancora grazie a tutti e buona sera, buon proseguimento. Comandante Luigi Giovanni Carullo, il capitano della finanza Colangelo e tutti voi che siete qui questa sera in qualche modo a ringraziare l'associazione Carabinieri per il lavoro che svolge nella nostra città. È un lavoro importante per noi, molto importante, la presenza dell'associazione, perché ci dà un senso di sicurezza, tranquillità. Ce lo chiedono i cittadini, perché i cittadini, quando vedono naturalmente le divise delle forze dell'ordine, quando vedono la divisa dell'associazione dei Carabinieri, la gente non solo è contenta, ma è più tranquilla. E noi abbiamo bisogno che nella nostra città, nel nostro territorio, la gente si senta tranquilla e si senta sicura. Naturalmente sappiamo che il problema della sicurezza è un problema molto serio e che c'è, al di là dei dati che abbiamo, c'è un problema di percezione da parte dei cittadini, e noi questa percezione la dobbiamo considerare con molta attenzione. Sarebbe sbagliato sottovalutare quello che i cittadini sentono, quello che i cittadini percepiscono.
e quindi l'intervento, la presenza delle forze dell'ordine è fondamentale, ma per noi è fondamentale e importante la presenza dei volontari dell'associazione, e sono tantissime le occasioni di presenza dell'associazione, perché ha citato le ore, e le ore non rendono ancora l'importanza del lavoro della vostra presenza, ma soltanto il giorno del mercato, quando ci sono i volontari, insomma è una presenza che aiuta, e devo dire che sono estremamente positivi i commenti dei cittadini quando vedono passare le divise dell'Associazione Carabinieri. E permettetemi anche di ringraziare tutti i volontari della Protezione Civile che sono qui questa sera, perché insieme agli auguri dell'Associazione Nazionale ci sono gli auguri che i volontari dell'Associazione della Protezione Civile della nostra città vogliono fare a tutti voi. E per noi è anche questo un motivo di orgoglio, avere una sezione della Protezione Civile che in questi anni è cresciuta perché dopo l'evento calamitoso che abbiamo avuto del 2014 si è sentita maggiormente e più forte la necessità di dotarci di una sezione della Protezione Civile efficace, efficiente, capace di intervenire nel momento della necessità, ma soprattutto anche lavorare come stiamo cercando di fare, incontrando gli studenti per far capire qual è l'importanza della protezione civile, qual è l'importanza della prevenzione, perché non sempre, è chiaro che bisogna intervenire dopo, ma possibilmente bisogna prevenire, evitare che succedano dei problemi. Molte volte naturalmente quando ci sono le calamità naturali non è possibile prevenire, ma una efficiente protezione civile aiuta moltissimo. Lo abbiamo visto quella mattina del 13 ottobre del 2014 quando c'è stata l'alluvione a Novi. Grazie alla protezione civile abbiamo evitato dei guai molto pesanti. Quindi dobbiamo ringraziare tutti i volontari. Per noi il volontariato ha un valore straordinario, ha un valore insostituibile, è un valore insostituibile, perché senza l'apporto dei volontari molte cose non riusciremo a farle, non riusciremo ad arrivare a raggiungere un certo obiettivo. Ecco perché l'importanza del volontariato è fondamentale nella nostra città, e proprio per questo vi vogliamo ringraziare ed abbracciare per quello che fate. Grazie, grazie, grazie. E ne approfitto naturalmente per fare gli auguri a voi di buon Natale, di buon anno a tutti voi e alle vostre famiglie. Abbiamo bisogno di passare, giorni di serenità e di guardare con speranza al 2019. Viviamo un momento difficile nella nostra città, particolarmente difficile, ma sono certo, lo abbiamo dimostrato tante volte, lo abbiamo dimostrato anche in queste settimane, che sapremo superare questo momento di difficoltà e guardare davvero con fiducia al futuro della nostra città e del nostro territorio. Grazie e tanti auguri. Al Presidente e tutti voi per l'invito. Certo che parlare dopo che ha parlato il Sindaco, insomma, è sempre difficile. Comunque io la faccio breve. Sostanzialmente in tanti anni che si lavora insieme, che si lavora in sinergia, sia con l'Associazione Nazionale Carabinieri, noi abbiamo cominciato con il maresciallo Menichelli, quindi parlo di tanti anni fa, e c'è questa sinergia che ci lega l'Associazione Nazionale Carabinieri e la Protezione Civile, che in molte occasioni è stata una strategia vincente. Ma al di là di tutto, al di là delle associazioni, al di là delle divise, io personalmente sono contento e felice perché dietro le divise normalmente in tutti questi anni ci sono stati degli uomini che hanno condiviso dei sentimenti, soprattutto dei sentimenti di amicizia. La nostra realtà, come diceva prima il Sindaco, necessita del contributo delle associazioni, della vostra associazione, che
a noi ha sempre dato una grande mano. Quindi personalmente ringrazio di cuore tutti i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri come quella della Protezione Civile. Auguro a tutti quanti buon Natale e tanta serenità. Grazie. Sono un po' emozionato, io preferisco fare i fatti che parlare non sai quanto fare. Io volevo fare auguri a tutti i presenti, buon Natale, buone feste. Cosa vi devo dire? L'associazione nostra è questa, ci vedete in giro, siamo a disposizione di chi ha bisogno, non ben volentieri, se ci chiamano, arriviamo. Più che dire auguri a tutti quanti, io non so perché purtroppo non riesco a parlare. Grazie.